Un gioco di vibrazioni, luci, eco e sovrapposizioni attraverso disegni filiformi e tridimensionali, anzi musicali. Si chiama Disegno Vuoto, la serie di 3 installazioni ad opera di Peter Bottazzi per il MAP Festival di Taranto, che sarà possibile visitare fino al 7 di luglio. Il festival infatti coniuga creatività, musica, architettura e parallelismi. 3 luoghi della cultura di Taranto come il Museo Archeologico Nazionale Martà, la vecchia libreria Mandese in via d'Aquino e la nuova Feltrinelli in via di Palma ospiteranno queste opere fatte di ferro misto a colori. Delle nasse le ha definite a Bottazzi, nate per catturare l'occhio e invitarlo a guardare oltre. Dei disegni vuoti, per modo di dire, perché sono pienissimi di vibrazione, sono dei riferimenti molto forti a quello che è il mondo della musica, perché sono vibranti, sono fatti di echi, sono fatti di rimandi. È un ritmo su cui si costruiscono delle improvvisazioni. Questo è il caso, se volete, più statico, ma proprio perché volevo che qui ci fosse un altro tipo di rapporto e di narrazione. Però sostanzialmente l'idea è proprio quella di realizzare un qualcosa che sia vuoto e tridimensionale allo stesso tempo e che possa interagire con il luogo esistente e possa anche diventare delle sorte di nasse, diciamo, qualcosa che va a catturare l'occhio e nello stesso tempo l'occhio traguarda oltre. Si tratta di opere site specifiche, quindi pensate appositamente per questi ambienti con proprie caratteristiche e personalità, come la tromba delle scale del Martà, che ospita la più grande delle 3, un gioco di luci naturali e artificiali che mutano con il passare delle ore, colori pieni e vuoti, un'opera pensata per essere compresa solo dopo averla guardata da ogni punto di vista. È un lavoro che va visto scendendo dalle scale, per cui si coglie man mano, arrivando proprio a volo d'uccello, a spirale, come se fossimo degli ipotetici avvoltoi, falchi, piuttosto che scendiamo fino ad arrivare qui dove siamo noi adesso, e la compressione dell'opera, diciamo, è più che a 360 gradi, perché addirittura continua scendendo le scale qua. Nel caso delle altre 2 opere, invece, in via d'Aquino e in via di Palma, i lavori sono realizzati intorno a dei lampioni esistenti, vecchi lampioni proprio classici che trovate per tutta Taranto.